Macagno Roberto, mio carissimo amico, assieme a Vondoglio, il quale è anche, oltre ad aver portato in Italia l'Astrolabe, è riuscito a portare anche questa splendida varietà di grano duro, tra l'altro bellissima, che già abbiamo i presupposti per una discreta produzione, anzi un'ottima produzione, e anche in questo caso più o meno abbiamo usato gli stessi prodotti, quindi Diser che abbiamo fatto in Astrolabe, trattamenti fungini, magari anche con più attenzione, infatti abbiamo una spiga molto, molto importante, ma soprattutto la pianta è una pianta sana. In un'annata difficile come questa non abbiamo assolutamente infezioni in campo. E quindi questo è anche un grosso merito dell'amico Macagno, che è sempre molto attento in campo. Bene, io adesso do la parola immediatamente all'amico a Vondoglio Damiano, il quale ci parlerà di questa splendida varietà di grano duro che è il Fructis. Prego Damiano. Grazie Arnaldo. LG Fructis anche in questo caso è il secondo anno che siamo presenti su questa azienda, ma non a livello di prove, ma a livello di superficie aziendale, che questa è la vera prova poi della varietà. E quindi devo dire che è una varietà nata per un ambiente che all'inizio pensavamo fosse più indicato per il centro-sud, perché è un ciclo abbastanza precoce. Normalmente al nord si prediligono i cicli un po' più tardivi. In realtà poi dalle prove effettuate prima dello sviluppo e del lancio della varietà abbiamo visto che LG Fructis invece, grazie anche alla sua capacità e soprattutto alla taglia che è abbastanza contenuta e alla buona tolleranza all'allettamento, si adattava bene anche agli aree del nord. Quindi siamo partiti con Arnaldo Bovolenta all'inizio dello sviluppo e i risultati sono buoni. Allora, le caratteristiche di Fructis. Produttività sembra scontato, ma effettivamente lo è. Non si avvicinano ai frumenti teneri, ma comunque hanno delle ottimissime produzioni. Tolleranza alle malattie, buona. I duri sono più delicati dei teneri, quindi in questo caso l'attenzione sui trattamenti fungicidi è fondamentale assolutamente. Chiaramente, e veramente bisogna porre la massima attenzione al nord Italia per fare la cultura del frumento duro, bisogna essere dei professionisti, assolutamente. Qualità, importante, ma loro lo sono, assolutamente. La qualità è l'altro argomento molto importante per quanto riguarda il frumento duro. Eravamo abituati ai tempi a avere frumenti duri con proteine 12, 11, 13, perché era lo standard di richiesta anche un po' dell'Italia, che comunque importava parecchia merce di prodotto buono, valido da paesi esteri. Oggi, grazie alla filiera italiana, grazie alla possibilità di utilizzare il brand, la bandiera italiana sul pacchetto della pasta, il prodotto italiano sta diventando più interessante. La richiesta del mercato è una richiesta di prodotto di qualità medio-alta. Ecco, qui siamo su un prodotto interessante perché ha caratteristiche: indice di glutine alto, sempre superiore a 90, colore oltre 27-28, quindi il giallo, un chicco molto grande, una proteina elevata. Quindi diciamo che non è un problema, non è un prodotto di altissima gamma come ci sono in alcuni casi, perché andremo comunque a inficiare sulla produzione, ma è un prodotto che piace molto a chi può fare filiera, a chi però vuole produrre tanta granella, quindi questo è il grande vantaggio. Lo vedete qua a pieno campo, c'è qualche macchia di allettamento, ma considerate ieri 60 mm d'acqua col vento, quindi una condizione di varietà precoce, quindi con una spiga pesante e che sta iniziando a riempire, e logicamente più soggetta a quello che può essere il fenomeno ambientale. Sì, in conclusione al bellissimo intervento che ha fatto l'amico Damiano, secondo me, e vorrei chiedere anche il tuo parere Roberto, qui io sto vedendo in questi anni che per esempio il Pentax 5ala, non vorrei essere ripetitivo, gioca un ruolo molto importante su queste varietà, sia sui grani duri che sui teneri. Voi come potete vedere, come ha detto Damiano, non c'è una pianta a terra, grano duro, e qui oggi siamo al 24 di maggio e siamo avanti. Questo qua si è beccato tutte le più grandi manifestazioni temporaliste della zona, e quindi secondo me qui gioca un ruolo molto importante il doppio trattamento di Pentax 5ala, e ne sono perfettamente convinto. Sono convinto, sì.